Esiste un significativo esempio di territorio costiero dove il litorale sabbioso conserva ancora una relativa integrità, nonostante le modificazioni ambientali dovute alla bonifica e ai rimboschimenti della seconda metà del secolo scorso. Si tratta di Valle Vecchia. L'area di Valle Vecchia è una superficie litoranea di profilo irregolare di circa 800 ettari ed è inserita nella fascia geografica dei litorali sabbiosi alto-adriatici. Si trova quasi al confine con il Friuli Venezia Giulia, incastonata tra Caorle e Bibione, ed è di fatto un'isola, con il mare Adriatico a sud, Porto Falconera ad ovest, a nord i canali Canadare e Cavanella e il tratto inferiore del canale dei Lovi, a est Porto Basiliche. Per la sua importanza ambientale, dovuta al fatto di essere il tratto più esteso di costa non urbanizzata dell'Alto Adriatico, Valle Vecchia è oggi tutelata come zona di protezione speciale e sito di importanza comunitaria. Il suo territorio ricade nel comune di Caorle, che con la vicina Bibione forma il terzo polo turistico balneare italiano. Quindi, nel quadro dell'offerta turistica del Veneto orientale, Valle Vecchia si distingue per esserne il naturale completamento. Arrivando da Venezia incontriamo Caorle con il porto, cuore della cittadina e della vivace attività di pesca. I numerosi monumenti testimoni di una storia millenaria al fianco della Serenissima Repubblica, le calli, le case, le piazze. Proseguendo, dopo Valle Vecchia, ecco Bibione. La splendida spiaggia e le terme, già note agli antichi romani e oggi ai vertici nazionali. Il comprensorio ha come capitale Porto Gruaro, elegante cittadina di tradizione veneziana solcata da canali e ricca di arte e monumenti. Crocevia di traffici dell'impero romano, che qui avevano costituito importanti riferimenti come Altino e Concordia Sagittaria, il Veneto orientale diventa poi centro di importanti siti della religiosità paleocristiana ai tempi del patriarcato di Aquileia. Turismo, cultura, storia, monumenti. Ma Valle Vecchia è anche parte di un comprensorio d'eccellenza per l'agricoltura e l'agroalimentare. Oltre all'attività di pesca a Caorle, qui siamo nel cuore della DOC Lisompra Maggiore, una delle aree viticole a denominazione di origine controllata più importanti, espressione di grandi vini bianchi e rossi, mirabile sintesi tra innovazione e tradizione. Buon vino significa anche prodotti tipici, gastronomia e ospitalità rurale, a giustificazione dei numerosi italiani e stranieri che scelgono il Veneto orientale come meta delle proprie vacanze. L'intervento in atto a Valle Vecchia da parte della Regione Veneto, attraverso la sua azienda Veneto Agricoltura, è uno dei progetti più interessanti di riqualificazione ambientale promossi dall'amministrazione pubblica regionale.
All'inizio degli anni 90 l'isola di Valle Vecchia si presentava come una grande superficie agraria di bonifica, del tutto priva di vegetazione arborea ed arbustiva, coltivata secondo i metodi della monocultura intensiva e protetta verso il litorale da una fascia di pineta mista di ampiezza variabile. Già nel 1991, in relazione alla necessità di preservare ambienti e paesaggi cosiddetti relitti della prebonifica, la spiaggia, la pineta, le formazioni retrodunali, veniva prescritto un vincolo di tutela paesaggistica e realizzati i primi interventi di forestazione e di impianto di siepi in ambiente agrario. Nel 1994 si arriva al primo piano generale di riqualificazione ambientale, modulato in 3 fasi esecutive da attuarsi tra il 1997 e il 2002, che prevedevano interventi di forestazione, riallagamento di zone umide, creazione di bacini per la fitodepurazione e miglioramento silvoculturale della pineta. La gestione dei flussi turistici, in particolare di quelli balneari, attraverso aree di sosta, sentieri naturalistici, realizzazione di strutture di tipo didattico-naturalistico. E infine opere di consolidamento idraulico. È il sistema delle dune sabbiose e degli avvallamenti interdunali e retrodunali che rende l'area particolarmente significativa. Valle Vecchia risulta caratterizzata in gran parte da suoli sabbiosi e da argille, e la sua origine è dovuta agli antichi fenomeni di subsidenza che hanno trasformato l'area in bacino lagunare salmastro. Al suo interno, nel settore orientale, il rilievo di un antico dosso insulare è messo in evidenza dalla presenza di tipici casoni di pescatori in canna. Alle morfologie naturali di laguna si affiancano le strutture realizzate dall'uomo per difendere i fragili equilibri d'ambiente imposti dalla stessa bonifica, come le lunghe arginature. Agli storici alvei lagunari che percorrevano sinuosi le superfici di Valle Vecchia con flussi di acque dolci e riflussi di acque marine, è stato sostituito il reticolo dei capifosso, dei fossi e delle scoline, destinate allo sgrondo delle acque meteoriche eccedenti e all'approvvigionamento irriguo dei suoli coltivati. La pineta, a pino domestico prevalente, è stata realizzata in più interventi successivi a partire dai decenni compresi tra le 2 guerre. Essa ha mutato il paesaggio del litorale di Valle Vecchia, modificandone soprattutto il microclima, il suolo e di conseguenza l'assetto della vegetazione relativa alle dune più interne, con conseguenze notevoli in termini di semplificazione della flora. Il paesaggio costituisce uno degli aspetti più affascinanti dell'area. Ne sono componenti qualificanti proprio la folta fascia di pineta mista, insediata su rilievi di duna fossile, e i boschi di recente impianto. Le vaste depressioni interdunali a giunco nero, il lungo arenile, i canneti salmastri degli alvei fluviali, gli specchi acquatici delle paludi ripristinate e le sacche lagunari delle 2 bocche di porto soggette ai flussi e riflussi di marea. Le stagioni rappresentano il fluire ritmico del tempo dei viventi e scandiscono l'alternanza degli stessi paesaggi. Il clima è generalmente caratterizzato da estati calde e ventilate e da inverni freddi. I suoli sono di tipo sabbioso-limoso, con modesto grado di fertilità nelle zone elevate, alternati ad argille di fondale lagunare nelle zone più basse.
Presso le arginature perimetrali si riscontrano peraltro frequenti infiltrazioni di acque salate che modificano la natura chimica dei suoli e determinano lo sviluppo di vegetazione erbacea lagunare. Le stesse acque che circondano l'isola di Valle Vecchia e in parte la permeano sono acque dolci o a salinità molto bassa. Questa stessa aumenta in prossimità delle bocche di porto, da dove, in fase di alta marea, le acque si infiltrano nelle lame palustri della duna litoranea. La vegetazione di Valle Vecchia risulta caratterizzata da forme assai diversificate e direttamente correlate con la complessità ambientale. Si osservano formazioni di tipo arboreo, arbustivo ed erbaceo. La scarsa fertilità del substrato sabbioso, l'azione del vento e della salsedine esercitano una pressione selettiva molto forte e determinano una precisa distribuzione delle specie vegetali. Infatti, dalle prime dune con specie erbacee e pioniere si passa a quella a giunco nero delle depressioni interdunali, quindi alle dune stabilizzate, su cui crescono alcune specie di orchidee, a quelle più interne con la pineta voluta dall'uomo nel secondo dopoguerra. Gli interventi di rinaturalizzazione di Veneto Agricoltura hanno perciò restituito a Valle Vecchia la sua connotazione naturale e quindi anche la vegetazione palustre d'acqua dolce. La particolare collocazione geografica di Valle Vecchia e la sua diversità ambientale hanno favorito un'interessante presenza di fauna selvatica. Ad esempio, l'area bonificata è situata sulle linee di migrazione costiere e quindi nelle stagioni di passo, primavera ed autunno, l'area è uno dei più importanti siti di osservazione e di birdwatching. Oltre alle specie tipiche degli ambienti palustri e litoranei, Valle Vecchia ospita animali ormai rari nel territorio circostante, come il falco pescatore, il tarabuso, l'oca e la vipera. Valle Vecchia è un'isola, un territorio voluto fortemente dall'uomo. Strappato al mare per fini produttivi, oggi lo si rende alla natura e alla fruizione di tutti, perché sia testimone di come è possibile il connubio tra agricoltura e ambiente, dove ambiente significa anche potenzialità compatibili di nuovo reddito per le popolazioni locali. Il progetto della Regione Veneto ha voluto la creazione di parcheggi, piste ciclabili, a cavallo o a piedi, anche per disabili, il posizionamento di una cartellonistica adeguata, la realizzazione del centro naturalistico, la possibilità di guide per le visite di gruppo. Nel futuro è anche prevista la realizzazione di un museo e di nuove aree di avvistamento. Una scommessa partita concretamente nel 1999 con l'entrata dell'acqua nella prima delle 3 aree umide, 2 ormai colonizzate dai suoi naturali inquilini. Veneto Agricoltura, avvalendosi anche del consorzio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, procede spedita nel progetto, che finora è costato circa 7 milioni di euro. I primi 3 stralci sono già stati completati. Valle Vecchia è rinata per volontà dell'uomo. La sua evoluzione non può non prescindere ancora da noi, chiamati a una gestione attenta ai tempi della natura.